Affollatissima in estate, suggestiva in inverno, la spiaggia di Ghiaia a Santa Margherita Ligure è oggetto di divieti di balneazione ripetuti. Qui ci sono le foci dei torrenti San Siro e Magistrato e anche dei rii minori. Uno dei problemi è la commistione fra acque bianche e acque nere. Questo è confermato dall'esito dei controlli condotti insieme da Capitaneria di Porto, Ufficio Ambiente del Comune e Polizia Locale. 3 amministratori di condominio sono stati denunciati per sversamenti fognari, ossia per non aver ottemperato alle norme del Comune in materia di scarichi di acque reflue. Le sanzioni riguardano scarichi non autorizzati e l'importo va da 1.500 a 15.000 euro per violazione. Questi sono alcuni dei problemi chiaramente che stiamo riscontrando. La rete, tenete conto che è del 1930, per cui ha anche i suoi problemi di vecchiaia e di vetustà, nel senso che in alcuni tratti abbiamo riscontrato delle rotture, proprio fessurazioni all'interno della rete fognaria, che chiaramente laddove viaggia la rete quasi parallela rispetto al torrente, al letto del fiume, queste chiaramente vanno a inquinare poi il torrente che sfocia in mare e che sfocia proprio nella zona di Ghiaia. Le indagini sono ancora in corso, sono state condotte con la collaborazione di tutte le autorità coinvolte e sono scaturite dalla necessità di risolvere in maniera definitiva i problemi legati agli sversamenti nella zona di Ghiaia. Nelle prossime settimane saranno ulteriormente intensificati i controlli per prevenire gli illeciti. La rete è in gestione a Iren. Noi abbiamo presentato alla città metropolitana delle richieste di revisione del piano quinquennale delle opere, dove chiediamo a città metropolitana di sostanzialmente finanziare queste attività di controllo del territorio. Siamo arrivati, insomma, ci siamo classificati primi in questa richiesta e confidiamo che arrivino questi fondi per poi poter portare a compimento totale la sostituzione integrale delle reti fognarie, non di tutte, ma di alcuni tratti che sono appunto quelli ammalorati e che provocano anche questi problemi di balneazione in ghiaia. Non abbiamo iniziato adesso, abbiamo iniziato appunto a settembre del 2024, ce ne sono stati tanti, adesso i controlli si sono decisamente intensificati proprio perché vorremmo arrivare all'inizio della stagione e aver in qualche modo risolto gran parte dei problemi